Buongiorno a tutti, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. L'estate ormai è alle porte e tanti saranno i pescatori amatoriali, professionisti di fuori, di altre regioni, di altre nazioni che vorranno venire al mare a pescare e lanciare le proprie esche sia di giorno che di notte. Ma sappiamo davvero tutto sui divieti estivi? Scopriamolo insieme. Punto primo. Orari consentiti per la pesca in periodo balneare. 19:07 di mattina, mi raccomando. Orario che può variare a seconda della regione di appartenenza. Chiamare la guardia costiera per sicurezza in anticipo. Mi raccomando, amici. Per la tutela dei bagnanti in generale, dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno c'è il divieto di pesca durante le ore di balneazione, ovviamente. Tuttavia, nelle ore serali e in quelle mattutine, al di fuori della fascia oraria interdetta, l'esercizio della pesca generalmente è da considerarsi lecito. Punto 2. Divieto di accamparsi o accampamento. È un punto un po' particolare che non tutti conoscono, ma è fondamentale prenderne atto. Le spiagge sono parte del demanio pubblico e decidere di accamparsi è un'occupazione abusiva di suolo pubblico. Vietato anche accamparsi e dormire sulla spiaggia. Le spiagge sono parte integrante del demanio pubblico e decidere di accamparsi su di esse, con la tenda per trascorrere qualche notte culati dal suono delle onde, è un'abusiva occupazione di suolo pubblico. Regolamenti e ordinanze locali sanzionano anche pesantemente il fenomeno dell'accampamento abusivo in riva al mare, che in alcuni comuni rappresenta una problematica diffusa, reputata idonea a giustificare azioni di controllo capillari. In questi casi le sanzioni arrivano addirittura a 500 euro e della vigilanza sono incaricati carabinieri, vigili urbani, polizia e guardia costiera. Punto 3. Vietato in molti posti i falò in spiaggia. Le multe differiscono da luogo a luogo, ma possono arrivare a importi di 1000 euro, rischiando così di trasformare un allegro falò in spiaggia in una cosa decisamente spiacevole. Questo perché la spiaggia, anche se data in concessione, è pur sempre un bene demaniale. Io aggiungerei anche un'altra cosa. Quando si parla di falò viene subito collegata la sicurezza, per voi e per chi vi sta attorno. Ricordiamo che in Italia gli incendi non sono così rari, ok? Punto 4, un punto molto particolare ma che i birichini conoscono bene. Vietato lasciare gli ombrelloni in spiaggia. È vietato anche lasciare l'ombrellone in spiaggia per ritrovarlo già montato il giorno dopo, birichini. Questa modalità, unita al fatto che blocca dei posti potenzialmente fruibili per altre persone, è punibile con multe di centinaia di euro, dato che le spiagge sono spazio demaniale. Infatti occuparle arbitrariamente va contro l'articolo 1161 del codice della navigazione. Birichini. Punto 5, un punto che si sente spesso parlare durante l'estate o a fine estate dei vacanzieri che si portano via la sabbia dalle bellissime spiagge della Sardegna e compagni, ma mi raccomando, vale per tutte le altre spiagge d'Italia. Infatti, punto 5, vietato raccogliere e portare a casa sabbia e conchiglie. Sabbia, conchiglie, souvenir? Anche in questo caso si rischia. In questi casi è sempre il codice della navigazione, articolo 1162, estrazione abusiva di arena o altri materiali, a chiarire che chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza concessione prescritta dall'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549 a euro 9296. Mi raccomando, non fate i furbetti. Punto 6, che diciamo di tutti questi punti che sono diciamo un ripasso di educazione civica. Punto 6 è un po' più specifico per noi pescatori, che a volte non viene capito, non vuole essere capito. C'è chi vuole essere il migliore pescatore del pianeta Terra e far sempre di testa sua. A me non interessa, anche perché
è un punto specifico che riguarda la sicurezza dei bagnanti, cioè i pescatori in periodo balneare, cioè dal 1° maggio a fine di settembre, non hanno assolutamente precedenza sui bagnanti, che sia di giorno o che sia di notte. Se si vuol capire, lo si capisce. Se si vuol fare orecchi da mercante, pensare di essere super, non interessa a nessuno, anche perché poi la multa o la denuncia viene fatta al pescatore che fa male al bagnante. Quindi io lo dico, ma fate di testa vostra. Vietato pensare di avere precedenza sui bagnanti, che sia di giorno che sia di notte, nel periodo balneare. Se ci troviamo a pescare e accidentalmente dovesse entrare in acqua qualcuno a fare il bagno, dobbiamo mantenere una distanza minima di 200 metri o aspettare eventualmente con le lenze a terra che finisca di fare il bagno. Tutto chiaro? Fate come volete. Se accidentalmente un amo dovesse pungere, un piombo dovesse arrivare in testa a un bagnante, sono cavoli amari. Detto questo, spero di esservi stato d'aiuto anche questa volta per scoprire un po' di più quali sono i regolamenti, i divieti estivi, visto che siamo ormai a inizio estate 2023. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, perché quest'estate siamo di nuovo dietro alla ricerca dei denti. Quest'estate ce la faremo, ce la faremo, ma abbiamo bisogno di tutti voi, dei vostri consigli, delle vostre condivisioni, e che continuate a seguire il canale e a caricarci. Mi raccomando, buona estate a tutti, mi raccomando, fate attenzione.